Ben ritrovati amici amanti del calcio giovanile. Antonio Caroè è pronto a raccontarvi con le immagini curate dalla Wii Sport cosa è successo nel campo principale di questa nona giornata del campionato valido per la categoria giovanissimi provinciali. Infatti dal comunale di Patti andava in scena una delle partite, se non la partita più importante di questo turno. Da una parte la Pattese, dall'altra il Città di Messina, le due squadre che fino a questo momento hanno fatto meglio come dimostra la classifica. Infatti gli ospiti, guidati da mister Fiumara, sono i capolisti assoluti con 3 punti di vantaggio proprio sulla formazione di casa. Una partita fondamentale quindi per la classifica. Il Città di Messina potrebbe avere l'occasione di scappare via in classifica, la Pattese invece dall'altra parte potrebbe avere l'occasione giusta per agganciare i ragazzi di Capitan Majorana e portarsi quindi anch'essi nella prima posizione di questo girone. Vediamo le due squadre fare il loro ingresso in campo per i classici saluti di rito. Il Città di Messina opterà oggi per la classica maglia da trasferta rossa con dei pantaloncini neri, dall'altra parte la Pattese con un completo azzurro nella parte superiore della divisa, un blu leggermente più scuro per i pantaloncini. Vediamo poi i due capitani che decidono chi andrà a battere questo calcio d'inizio e la partita quindi può finalmente iniziare. Ci prova subito Majorana, scavalca un avversario che però lo atterra, c'è un calcio di punizione, ci andrà il numero 10 Mangano al tentativo di trasformazione. Vediamo Mangano che prova, ma la palla va alta sulla porta della Pattese. Mangano ci ha provato con un destro che però era lento e comunque è stato abbastanza impreciso. Vediamo ancora il Città di Messina però in avanti. La palla viene deviata da un difensore, il portiere della Pattese la mette in calcio d'angolo. Ci proverà nuovamente il Città di Messina, lo Presti, la sventaglia lunga, la palla rimane lì. La palla viene presa da Maesano che prova un sinistro di controbalzo, ma la palla è ancora fuori dalla portata della porta della Pattese. Ancora un calcio di punizione di Maesano. La palla viene presa da Majorana, Majorana la scarica di nuovo per Mangano. Mangano prova il tiro, la palla poi finisce nuovamente sui piedi di Majorana che tira e poi trova il gol, ma l'arbitro prontamente alza la mano e dice che era fuori gioco. Majorana quindi aveva trovato il varco giusto, ma è stato tutto annullato. Vediamo ancora il Città di Messina in avanti. Incespica un po' la difesa della Pattese, la palla viene recuperata con un grandissimo gesto di forza da Spuria. Spuria sulla sinistra, ancora Spuria, la mette al centro, Macelli liscia clamorosamente, la palla poi viene liberata dal difensore della Pattese. Ancora il Città di Messina in avanti, non sembra pungere oggi l'attacco degli uomini di mister Fiumara, la palla rimane lì, c'è molta confusione sul limite. Vediamo poi che ci sono sia Macelli che Spuria che provano a conquistarla, lo fa il centravanti del Città di Messina che prova il tiro, ma la palla va centrale e il portiere della Pattese fa buona guardia. Vediamo poi che la Pattese ci proverà con un calcio di punizione, la palla rimane pericolosamente lì in mezzo all'area. Ancora la Pattese che ci prova, ma poi spazza prontamente la difesa del Città di Messina. È l'ultima occasione di un primo tempo quantomeno noioso, amici della Wii Sport. Le due squadre lì in avanti non sono riuscite a far fruttare i loro tentativi. Leggermente meglio gli uomini di mister Fiumara che però sono sembrati leggermente sbiaditi rispetto ai turni precedenti. Ricordiamo che la partita è fondamentale per le posizioni di classifica delle due squadre, totalmente assente dal punto di vista offensivo invece la Pattese, che non si è mai fatta vedere in zona Forestieri. Speriamo sicuramente in un secondo tempo migliore, e mentre il treno dell'Intercity passa, noi passiamo con le immagini del secondo tempo che vede l'ingresso in campo di Venuti al posto di Denaro. Parte la Pattese e si può quindi iniziare con la seconda frazione. La seconda frazione si apre con Città di Messina che prova ancora a farsi vedere in avanti. C'è Spuria gioca un po' sulla fascia con il difensore, è bravissimo Spuria a tenere il pallone. Vediamo poi cosa combierà, prova a metterlo al centro con il destro, ma la palla rimane lì. La conclusione poi di Majorana non trova però la porta. Vediamo la Pattese che finalmente si fa rivedere in avanti e conquista un calcio di punizione da posizione quantomeno pericolosa. Ci andrà il numero 10 De Gaetano. Vediamo De Gaetano, la palla scavalca la barriera, attenzione incredibile, Forestieri battuto, la palla dà soltanto l'illusione del gol, il risultato resta sullo 0-0. La Pattese però si fa vedere ancora in avanti. Vediamo qui l'inserimento del difensore della Pattese, mette un po' in confusione il portiere Forestieri che travolge l'avversario. L'arbitro però dice che è tutto regolare, si prende una grossa responsabilità il direttore di gara, probabilmente c'erano gli estremi per un calcio di rigore. Vediamo poi
Tramacere che batte questo calcio di punizione pericolosissimo, la palla rimbalza davanti al portiere della Pattese, Tramacere se la ride. C'è poco da ridere però infatti per i ragazzi di Mister Fiumara, che prova ad andare ai ripari. Esce Santa Paola ed entra il numero 14 Panarello. Vediamo Majorana poi qui, il capitano della squadra, lancia lungo, ma quello che succede è lontano dalle nostre telecamere, è quello che potrebbe svoltare la partita in negativo per i ragazzi di Mister Fiumara. Infatti a palla lontana Maceli mette giù De Gaetano e si becca l'espulsione. D'ora in poi Città di Messina sarà in 10 uomini. Scoppia un parapiglia sulle nostre tribune. Vediamo poi che però i ragazzi di Mister Fiumara non si arrendono, riconquistano il pallone a centrocampo. Fiumara, vediamo poi, controlla il capitano, imbecca incredibilmente Spuria. Attenzione Spuria, tu metto col portiere, il pallonetto, Spuria, il gol del Città di Messina che si porta in vantaggio in 10. Una palla bellissima messa dentro da capitano Majorana e il centravanti col numero 9 Spuria non si è fatto fregare, portando in vantaggio i ragazzi di Mister Fiumara. Potrebbe essere un gol fondamentale non solo per la partita ma per tutta la classifica e il corso e il proseguo della stagione per i ragazzi del Città di Messina. Vediamo che forse sì, è l'ultima occasione, infatti l'ultima emozione. Il direttore di gara manda le due squadre negli spogliatoi. Il Città di Messina si impone sul difficile campo della Pattese, allunga in classifica portandosi a +6 proprio nei confronti dei padroni di casa. Gli animi sono bollenti a fine partita, ma è tutto. Infatti vi porgo un cordiale saluto amici della Wii Sport, e Antonio Caroè che vi ha raccontato cosa è successo in questa partita vi rimanda alla prossima.